Buongiorno, buongiorno amici e amiche escursionare. Siamo di nuovo a San Benedetto in Alpe, escursione che avete già visto probabilmente sul mio canale nel periodo invernale. Ci sono tornato per quale motivo? Perché sono in compagnia di mio fratello Davide e il mio nipotuccio Stefano. Ciao. Che adesso è molto attento a leggere. Come potete notare qua, questo luogo era un luogo di ispirazione per Dante, quale ha scritto il 16° canto dell'inferno dedicato proprio all'acqua cheta e a San Benedetto in Alpe. E c'è un altro piccolo aneddoto: gli studiosi non riuscivano a capire che cazzo fosse il Monte Veso, in realtà poi si viene a sapere che si trattava del Monviso, il Monte Viso, il Monviso. Questo perché? Perché all'epoca questo fiume qua, l'acqua cheta, il torrente, era l'unico fiume che aveva un corso indipendente dal fiume Po nel lato sinistro dell'Appennino tosco-romagnolo, e quindi l'aveva menzionato per questo. E la cascata così dirompente la paragonava al Flagetonte nell'inferno. Poi vedrete. Ci tenevo a rifare di nuovo il video di questo sentiero perché, come vi dicevo prima, l'altro l'ho fatto in inverno e secondo me il meglio questo sentiero lo dà in primavera e in estate, dove appunto si vedono le piante belle rigogliose e non gli alberi tutti spogli, con i rami spogli. Il motivo per cui ho scelto l'acqua cheta è perché è la primissima esperienza escursionistica di mio fratello. Forse anche ultima. E se tutto va come deve andare, forse anche l'ultima. Qui ci sarà subito un bel posticino balneabile, avrete il primo contatto con il fiume. Siamo già proprio... Qua siamo a livelli... Siamo a livelli tesi qua. Tante famiglie magari iniziano e arrivano fin qui perché già qui è molto bello. Vi faccio fare una piccola deviazione per di qua. Ci sono i pesci, vedi? Tutti i pescetti bellini. Però questo qui è un po' stagnante. Sì. Ecco, prima che mi hai chiesto dritti o giù, se andavi giù e venivi qui. Ah, ok. Qua, da sotto, da lì, È tuo dito. si vede, sì, esatto. Sì, è molto bello. Piace molto questo contatto con l'acqua e con il bosco di fianco. Te che dici, Stefano? Ti piace? Molto bello, sì. Una volta San Benedetto in Alpe si chiamava Biforco, si parla del IX secolo circa, si chiamava Biforco perché era proprio in mezzo alla biforcazione tra due corsi d'acqua, uno di cui appunto l'acqua cheta. Era un borgo molto piccolo, addirittura era abitato praticamente solo da monaci che durante l'espansione dell'impero romano, i monaci benedettini di Cluny, avevano fatto l'abbazia appunto, solo che poi attorno al 1720 è stato praticamente disabitato perché aveva iniziato a popolarsi e i monaci non avevano più la loro intimità. Da bravi monaci. Esatto. E poi da lì, da San Benedetto, prende il nome di San Benedetto in Alpe. Mi era sorto il dubbio in effetti. Vero? C'è anche San Pietro in Alpe. Questa dovete sapere che è deformazione professionale perché lui è un geologo. Che cazzo dici, geologo? No, è un architetto, quindi ha comunque deformazione professionale sulla simmetria e cazzi e mazzi. A Franapoggio, e già a Franapoggio mi ispira poco. Scivolamenti. Ecco, speriamo non i nostri. Quindi noi siamo proprio nel versante a Franapoggio, tu mi insegni. Certo. Perfetto, quindi siamo soggetti. Siamo in una botte di scivolamenti. ferro. Qui, nel periodo invernale, c'è l'acqua che scende, adesso è seccabresca ovviamente, anche perché quest'anno è particolarmente siccitoso. Però vedete, camminare con questo costante rumorino d'acqua, il fiume di fianco, Sonno. ma è proprio, è molto rilassante, sì. Stavo per dire 118 il sentiero del cacchio. Sì. Beh, siamo arrivati fino a questo punto senza chiamarlo il 118, quindi sono anche già soddisfatto, io ti dirò. È già un passo avanti. Mi chiamo già contento. Non è calda l'acqua, Gelatissimo. non è caldissima. Però poi vi porto sotto la cascata, punto di ristoro dove magari si mangia il panino, piedi in acqua, è rigenerante. Attenzione, atletismo, Attenzione, gesto atletico. senza mani. Gesto atletico. Vabbè, comunque non stai ansimando copiosamente, insomma. quindi ho visto Simone in stati peggiori, molto peggiori. Un po' più piano. Ah sì, pardon, vai avanti, se no io...
agli spettatori che avevano già visto anche la precedente escursione di San Benedetto in Alpe, questo qui non c'era tutto il fogliame in quella vecchia perché era inverno, quindi era molto più brutto. Comunque io mi sto piacevolmente stupendo del tuo stato di conservazione, del tuo stato fisico, veramente. Cioè, io arrivato qui ero già pronto psicologicamente per tornare indietro. Sono affetto da una forma acutissima di pilastri insensibili. Ti riprendo nell'impresa. Che fallimenti, sta andando alla grandissima. Sì, sei un caterpillar, guarda lì. Qua pure di là. As you wish, su comunque. Non fare video in consulte che stavo in giro. Che bello qua. Sì. Sembra una piccola classe con la cattedra. Esatto. Adesso siamo ufficialmente arrivati al bivacco Ca del Rospo. Il bivacco è una struttura dove tu puoi passare la notte gratuitamente con il tuo sacco a pelo. A volte dentro ci sono anche le necessità che ti servono per la notte. Qui è molto molto bello. Adesso ci possiamo anche entrare, ve lo faccio vedere. Qua di solito hanno cambiato un pochino di cose qui. Sono anche le pentole, che belle. Adesso facciamo lo tour. Esatto. Che figo. Sì, molto fresco. Bello, tutti i comfort. Chiudiamo il bivacco e poi andiamo lì sotto che ci sono delle panche. Tac. Qui è molto bello. Guardate il fratello com'è agile. Guarda l'agilità. Ma ricordiamo che ha 50 anni quell'uomo lì, Guardate lì, sembra un pischello. Sapete qual è la cosa bella di questi posti? È che ogni volta che ci vado in luoghi in cui non sono mai stato. Tipo, io qui, in questo punto esatto, non ci sono mai venuto. Proprio beh, c'è poco da fare. Io posso aver visto anche un sacco di cime bellissime, però la bellezza di San Benedetto in Alpe mi resta sempre nel cuore. Lo dico, lo continuo a dire, ogni volta che vedo San Benedetto in Alpe mi innamoro. Ragazzi, l'acqua è molto molto bassa. Spero che dopo ci sia la cascata, quella grande da 70 metri, però è vero che siamo ad agosto, non è sempre detto che la cascata si veda, Ambientazioni molto miyazakiane. Qualcuno qui sta accusando perché se hai bevuto mezzo litro così a piombo, stai sudando l'acqua cheta. Esatto. Con calma, con calma. Ci fosse dove bere meno. Ecco, per farti un metro di paragone, quando Simone ha fatto il Monte Serva con me era poco più pendente di così per tutta la tratta dall'inizio alla fine. Mo figa. Quindi aveva anche le sue ragioni per odiarmi. E c'è Stefano come un ghepardo. Ciao Simone, ti voglio bene. Stefano lentamente, piano piano, non molla un secondo, senza fare una piega, ci sta dando il pago. Dai 130-140 battiti è come siamo arrivati adesso. Siamo sugli 80. Sì. Secondo me anche 90 Ma c'è. che 80. Questa è la parte di albero sotto, è molto bello. Che figata. È molto 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 bello. Bellissimo. Vero? Questo è meraviglioso. Ti fa capire fino a dove arrivano le radici di un albero del genere. È devastante. No, questo è un mulino tra l'altro con le palle originali, con le palle vecchie. A questo non ci sono mai andato dentro, non so se abbiano messo il lucchetto. Da quel che avevo letto si poteva entrare, ma non è mai venuto lo schiribizzo di aprirlo per... Non ci sono mai entrato. Sì? Chiuso purtroppo. Sì. Quello lì è, no, Quello lì è aperto, sì. È aperto che io vedevo da là. Sì, infatti. Peccato. Questa qui era una delle macine. Una macina? Sì. Molto basso. A me c'è poco da fare, quando vedo delle strutture vecchie in pietra, lasciate così un po'... Sì, ma le palle dove sono? Probabilmente questa apertura qua, quando c'è la piena del torrente, Sì. l'acqua entra e forse esce dalla parte opposta, dico forse, non so come si è fatto. Questo col 110 ti sale 3 classi. Col 110 ti sale 3 classi. Questo qui? Sì. Qui vedi? Secondo me era qua l'acqua, veniva giù di là, passava sotto. Sì. Fuori di là. È secca. Vedi tutta quella parte lì? Quella lì sarebbe tutta cascata. Parte dalla sopra e va giù. Ne vedi un'altra dopo molto bella, però diciamo che ad agosto era un po' telefonata. Basta. Torni indietro. Siamo arrivati.
classe più. Come? Poi è sceso un albero nel frattempo Cazzo, che peccato che sia sì. e venivano giù copiose. Ma guarda com'è cambiato. Qua è venuto giù un albero. Cazzo, mi dispiace che non sia venuto Stefano. Qua si vedrebbe la bellissima cascata. Vabbè, quella dopo c'è però perché l'ho vista col drone, quindi, ed è subito qua. E qua arriviamo alla seconda cascata. Sì, che comunque è molto bella. Ecco, per quelli di voi che hanno visto la vecchia escursione di San Benedetto in Alpe, qui era talmente pieno che non riuscivamo a passare e andare nell'altro sentiero di là. Torna indietro, niente giro d'anello, sarebbero aggiunti altri 300 metri che non mi sento di far fare a mio fratello, che ci stava quasi per rimettere un polmone, più di quanto non se lo stia già facendo rimettere da solo. Adesso torniamo indietro per la strada d'andata, quindi non è che ci sia molto da vedere. Effettivamente questo video vi ho fatto vedere la stessa identica cosa che avevate già visto, ma d'estate semplicemente, e senza cascata. Esatto, bravo Stefano, è la Summer Edition delle San Benedetto in Alpe. Cosa vi insegna questo video? Di non venire ad agosto perché la cascata non la vedete. Non preoccuparti, se cadi è tutto documentato. Sono orgoglioso di te. Una bambina è passata di fianco a noi con sua madre dicendo: mamma, ma quando sono passati questi 10 minuti? E gli abbiamo detto: no, non preoccuparti, che sei quasi arrivata. E il sadismo di Stefano è fuoriuscito dicendo: tra 10 minuti. Allora, mi dicevi Stefano? Vai, hop. Oh, ancora così schiatto io. Sì, non farla per favore. Questo vlog è sponsorizzato da 118. Con il codice KAMA10 avrete un 10% di sconto sulla prossima TAC. Siamo tornati alla macchina, sono dato una rinfrescata alla faccia perché c'è un po' di caldino. Faremo un saltino sopra questi due tornanti qua per vedere l'abbazia, dove Davide ci delizierà delle sue nozioni architettoniche per farci sapere un po' di cose. Ma prima, questionario super rapido sull'escursione. Stefano, Sì. sono 4 domande molto veloci. Quanto ti è piaciuto questo sentiero da 1 a 10? 8. Bene, molto contento. Quanto fatica hai fatto da 1 a 10? 8. Sì, ok. Per quanti soldi lo rifaresti in questo istante? Lo rinizi adesso e torni indietro, lo stesso identico percorso. Non meno di 5.000 euro. Non meno di 5.000 euro. Il grado Simone da 1 a 10, il grado Simone è il grado di terrore, punti esposti, punti di paura. No. Ok. 0. 0, perfetto. Zero terrore. Perfetto. Solo fatica. Solo fatica. Tu, quanto ti è piaciuto questo sentiero da 1 a 10? Un buon 8. Sì? Sì, che sì. bello, dai, sono contento che hai scelto il sentiero. Un gran bel sentiero. Quanta fatica hai fatto da 1 a 10? Allora, considerando tutto, un 8 sì, perché sono troppo fuori forma. Ok. Però non è così impegnativo se uno ha un Sì, po' sì, di c'è fiato. un minimo di... Sì, è per tutti comunque. Per quanto lo rifaresti adesso? Lo rifarei per almeno un 10.000 più un polmone sicuramente. 10.000. Un polmone. Ah, più un polmone, ok. Grado Simone? Meno 10, questo qua non ha niente. Non ha dai, niente, cioè, sì. Non ha niente, tranquillo per famiglie. Perfetto, allora non vi saluto ora perché adesso andiamo all'abbazia e poi facciamo le ultime ripresine e poi vi saluto. Dovete venire in chiesa? Si può? Sì. A destra c'è la porta per andare nella chiesa. Oh, grazie mille. Grazie. Oh Cristo.
mi ero proprio spuntata. Il nostro benamato Cristo Santo. Avevo visto questa immagine qua, forse era lui San Benedetto. Potrebbe essere lui. Però questa chiesa qua mi sa che è stata fatta dopo, perché avevo letto che l'abbazia era stata fatta nel IX secolo. Questa qui sicuramente non è del IX secolo. No, È stata ampiamente rimaneggiata. Allora avevo letto che l'abbazia è del IX secolo, era stata fatta appunto per i monaci benedettini Cluny e poi attorno al XIX secolo, quindi nel 1800 circa, in un'ala dell'abbazia avevano fatto una piccola chiesetta che penso sia proprio questa. Penso proprio di sì, perché ci sono... Quindi si parla del XIX secolo. Sì, navata unica, l'impianto romanico, caro medievale. Ma questi elementi qua, vedi, l'arco interrotto, non sono del Novecento, assolutamente. Sì, infatti dovrebbe essere nel 1800 e qualcosa, 73 se non ricordo, però questa chiesetta dovrebbe avere 150 anni. E qui a destra hanno detto che c'è la cripta. Non sono state nel giardino dell'abbazia. Non credo assembramenti. Distanziamento. Aspetta che c'è il giardino qua, ma addirittura c'è una casa, c'è un civico. Pazzesco pensare, questo suolo qui è stato calpestato dai monaci benedettini 1200 anni fa. Pensa quante fisciate hanno fatto i monaci lì in quell'angolo. Esatto, Sia. è veramente bello, eh? Vedi, il restauro è stato fatto nel 1984, il restauro. Sì, e nel 1802 esatto. l'hanno ricostruita. Bella la strada che abbiamo fatto noi a piedi, noi siamo andati in mezzo al boschetto di là. Visitiamo la cripta, è proprio bello però, eh? Pazzesco. Interessante. E l'altro cosa serviva? Ecco, questo me lo leggo poi a casa. Esatto, IX secolo. Da un nucleo di eremiti. Probabilmente sono quelli originari però. Questo mi sa di sì. Ossa San Feliciani M, Ossa San Primi M. Ma devo dire che questa cripta ha proprio il suo fascino. La cosa bella è aver letto un po' di informazioni e poi ritrovarsi nel luogo di tutte le informazioni che hai letto. Ma quanto è... Ma che grande che è. Ah, adesso capì. Se questa è la nuova chiesa, sostanzialmente quello che abbiamo visto noi qua sotto, la cripta, sì. Noi siamo scesi giù di qua, no? Noi siamo fuori di qua. Sì. Qui c'è il chiostro adesso, c'è il chiostro, c'è sì, il parchetto, il giardino lì. E poi siamo scesi giù nella cripta. Sì. Quella che avete detto che erano le fondazioni di un braccio della vecchia della croce. Questa sì, è la croce. Sì. Ah, praticamente hanno fatto un muro qua. Sì, infatti prima dentro il pozzo che era quel muro lì non c'era del chiostro è stato praticamente inglobato nel muro della chiesa. Beh, che dire ragazzi, vediamo se riesco a fare una dronata al volo su tutto quel paesaggio là davanti e nel caso ve la faccio vedere. Vi ringrazio di aver guardato questo video, mi raccomando, solite cose, mettete mi piace, iscrivetevi eccetera eccetera e noi ci vediamo alla prossima escursione. Bella. Ciao.